ci fossero difficoltà non ci sarebbe successo, se non ci fosse nulla per cui lottare non ci sarebbe nulla da conquistare. Ben trovati dal vostro Giulione Cosaro della Belbote Arena di Tombolo, finale Coppa Endas Vicenza che si occupa della grafica. Partiti, la prima schermaglie, riparte il Mantovano con Mecenero si allunga, apre su Dobroseliewicz e prova la ripartenza con Fondase che riprende nuovamente la palla e si incunea e tira una gran botta centrale però, e quindi non si può fare niente di Gobbo, ma poi c'è il contropiede nuovamente del Real Mantovano per la finale di Coppa Endas Vicenza. È il velo che adesso si porta in avanti, eccolo l'acuto Bicego, Dobroseliewicz, Mecenero in attesa di tiro, eccolo l'acuto del Real Mantovano, porta i 13 sulle spalle, Matteo Mecenero, eccolo il vantaggio che ci aspettavamo. Riceve palla sul centro e col suo destro Mecenero, gira volta di Mecenero, palla su Dobroseliewicz che apre, si incunea e eccolo qui la possibilità. Mantovano in campo con Haidari, Lushaku, e eccolo qui tutti e due, palla per Lezza, possibilità di rete, eccolo il pareggio del velo, si tratta di un probabile autogol, possiamo dire che Haidari non poteva smaterializzare. Mecenero apre su Tessaro, la punta a punta Castagnero, di nuovo gioco di gambe, palla in mezzo, eccolo Tessaro, Leard, qui gran tiro, eccola la rete del vantaggio, è di Gobbo Dennis. 2 sono le reti di questo ragazzo, ieri ne ha fatte 3, oggi 2, 20 in campionato per il numero 11. Vediamo se calcerà. La sua esperienza, palla su Haidari, si accentra, aspetta probabilmente Mecenero, ma poi gioca su Dobroseliewicz, palo clavo. Real Mantovano che allora Zuccollo. Mecenero mette se stesso, Dobroseliewicz dal lago, Real Mantovano con poi Haidari, gran tiro, un ottimo calcio d'angolo, Mecenero si incunea e prova la conclusione, supera un avversario, cerca Fondase ma Arlind recupera la palla, in avanti il Mantovano, prova il tiro e arriva la rete del pareggio del numero 4, Haidari Arlind, eccolo qui il pareggio del Mantovano. In questo secondo tempo l'ha cercato, l'ha voluto, il replay, Zuccollo, Fondase, Zuccollo, Lorenzato sul mancino, la palla arriva sui piedi di Gianmartini, nuovo vantaggio velo, siamo a 14:41. Pink oggi, Lorenzato lasciato solo, mira ricerca di Fondase ma poi ci pensa sontuosamente Nicola Dal Lago, avanti di nuovo Bicego, Haidari, Dobroseliewicz si gira, prova il tiro, la sua sterzata con annesso cuoricino. Eccolo il pareggio tanto voluto da Tiziano Marcolone, palla Mecenero, il numero 13, è entrato anche Silva, Mecenero si invola e prova, Mecenero apre su Silva recupera palla, Haidari si incunea Haidari, palla di Silva e no, con la sua difesa. Mecenero in avanti, Real Mantovano nella zona Cesarini, Mecenero, apertura su Silva, 28esimo minuto di gioco, vantaggio del Real Mantovano.
eccolo il sorpasso del Real Mantovano, fa tutto il velo in questa occasione importantissima della partita. Parata! Secondi preziosi, il velo però ha tutte le possibilità. Chiama Lorenzato un fallo di mano, non viene ravvisato, la partita finisce ed è il Real Mantovano che conquista ancora la coppa e riceve la coppa Nicola Del Lago e tutto pronto per alzare la coppa ed eccola la formazione vincitrice della Final Four di Coppa Enders Vicenza è il Real Mantovano.